Presidente Hauser Veneto, tra l'altro si lega un po' a quanto si è detto poco fa, no? Sarebbe stato bello mettervi assieme, ma non tutti i miracoli riescono. Ci stiamo attrezzando per la chiusura dell'anno europeo del volontariato. TACI, il progetto di cui mi ha accennato al telefono, che mi sembra molto bello e che vale la pena essere accennato. È un progetto molto bello che però tratta un argomento molto TACI brutto. è il nome del progetto, non Sì. era un mio invito a... È un acronimo che sta per Teatro, Arte, Inclusione, quindi il progetto, diciamo, che abbiamo fatto come Hauser Veneto insieme a tutta la rete delle nostre Hauser provinciali per combattere dal punto di vista culturale le prevaricazioni e i maltrattamenti sulle donne, cercando di valorizzare e di produrre invece dei germi. Speriamo anche noi nel nostro piccolo di fare un po' di infezione positiva appunto sulla cultura dell'ascolto, sulla cultura del rispetto, che sono le cose principali propedeutiche a qualsiasi rapporto equilibrato, sano. Siamo riusciti a fare tantissime azioni, tantissime cose, perché siamo fortemente motivate e motivati dal fatto che la violenza sulle donne è un problema che purtroppo riguarda anche il nostro popolo, che è prevalentemente anziano. E le donne maltrattate all'interno delle proprie case, in età avanzata, oppure nelle strutture pubbliche per motivi sempre di debilitazione e problemi di vario tipo, necessitano di un'attenzione pesante, potente, perché si vive più a lungo, si vive meglio, la medicina ci aiuta ad arrivare più sani, però i brutti vizi e le brutte abitudini di prevaricazione, di violenza sulle persone più fragili continuano a restare. TACI, oltre a essere quell'acronimo di cui ho descritto il significato, è anche quel maledetto imperativo categorico, certo, che i genitori, anche le nostre mamme intrise di cultura patriarcale, dicevano alle proprie figlie in famiglia quando si lamentavano per aver subito attenzioni indesiderate per edulcorare la situazione. Quindi ci pareva anche qualcosa di forte. Questo progetto è stato finanziato per 2 anni consecutivi, anche in quota parte dalla Regione Veneto, e noi abbiamo cercato di parlare però anche ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, quindi abbiamo fatto attività con street art, artiste di strada, una serie di murales, di panchine rosse, ecco, c'è qualcosa. Abbiamo inaugurato contemporaneamente in tutto il Veneto quasi 50 panchine rosse, purtroppo per il significato che hanno, però abbiamo intenzione di continuare a inondare il Veneto di queste panchine rosse, visto che agiamo nel Veneto cerchiamo di arricchire il nostro territorio, proprio sul significato che hanno, e tantissime scuole hanno aderito, per cui insieme ai nostri volontari che dipingevano c'erano ragazzi e ragazze delle scuole superiori. Quindi il resto lo facciamo, lo potete trovare sul nostro sito, dappertutto. Questo su richiesta, appunto, mi pareva la cosa più originale, purtroppo attuale, che abbiamo fatto. Attenzione, i nostri volontari, peccato che qui ormai siamo rimasti in pochi, però sappiamo quanti siamo, fanno qualcosa di più di quello che Cartesio ci aveva suggerito nel famoso "penso io sono". Pensano anche con il cuore, è solo per questo che riusciamo ad avere questi effetti. Grazie Maria Gallo.